Francesca Rossi, cosa può fare Verona per innovarsi dal punto di vista culturale? Abbiamo una grande densità di patrimonio culturale, l'ha detto anche lei durante il suo speech. Come fare a valorizzarlo in maniera integrata? Intanto unendo le persone, creando la partecipazione attorno a questo patrimonio, come si sta facendo, insomma, quindi l'amministrazione pubblica vicino ai privati, vicino alle associazioni di volontari e cittadini che già si occupano molto della protezione dei monumenti, del patrimonio, e condividere una visione. È molto importante condividere, partendo dai grandi valori storici di unicità che hanno i nostri monumenti. Insomma, Verona è una capitale di musei storici e questi devono essere portati nel futuro. C'è il tema di portare avanti tutto questo, ma anche di creare una nuova forma di relazione tra le collezioni e il pubblico. Cercare di rendere accessibile percorsi alternativi accanto a quelli dei curatori, anche di persone che con gli strumenti scientifici verificati possono creare dei propri percorsi mentalmente, insomma, avere a disposizione ancora più fonti di ispirazione creativa, più strumenti culturali di conoscenza per costruire, insomma, un po' la propria identità e così. Che valore secondo lei avrà l'antichità nel futuro? L'antichità ce l'avrà sempre, come ce l'ha la storia, però ci sono dei corsi, dei ricorsi, e qualche volta l'antichità, può essere data per scontata e quindi messa anche un po' da parte. Invece l'antichità è un po' la base di quello che siamo noi oggi, quindi passato e futuro fanno parte della stessa combinazione magica che crea anche la creatività, insomma, che permette di andare avanti. Torniamo a Verona, è proprio qui che ci sono state le prime esperienze di gabinetti di curiosità. È un aspetto poco noto della nostra storia, che però dice tanto anche forse della nostra volontà di conservare la bellezza. Infatti a Verona i cittadini amano molto la città, sono degli ottimi conservatori, sono stati grandi collezionisti e tuttora ci sono grandi collezionisti, e questi gabinetti delle meraviglie e delle curiosità sono per eccellenza una delle caratteristiche dei grandi collezionisti, quelli di cercare l'oggetto curioso, eccetera. E qui in uno dei nostri musei, appunto, è depositario di un'eredità che ha una storia antichissima. La nostra scommessa è un po' di farla conoscere, perché appunto pochi lo sanno, quindi pensano solo che il museo abbia animali, piante e altre cose, ma in realtà il Museo di Verona ha una storia molto affascinante che dobbiamo fare emergere, e anche di più.